Neve, pioggia, nebbia, il maltempo sta mettendo in ginocchio il turismo bellunese. Oltre ai tradizionali eventi atmosferici, i blackout di Santo Stefano e ora quello di febbraio. Se a questi si aggiungono le strade chiuse per giorni, il botto è assicurato. La nevicata di Natale ha già dato una batosta agli incassi alberghieri. Nel mese di dicembre avranno lavorato 10 giorni, ok? Se tu ne togli 2 o 3 per blackout, significa avere un 30% in meno di incassi, significa azzerare gli utili. A Cortina, oltre alla neve, fioccano le disdette. Stiamo gestendo un'emergenza a cui non eravamo preparati. Non nevica così tanto da 60 anni, spiega Stefano Hilling di Cortina Turismo. Quando tornerà il sole, Cortina riacquisterà tutto il suo fascino e lavoreremo splendidamente, ma quanto perso non potremo più recuperarlo. Intanto, gli operatori degli impianti di risalita segnalano già un crollo degli incassi da inizio stagione, 1 milione di euro in ski pass in meno rispetto allo scorso anno. Nello Zoldano l'emergenza vera è stata la chiusura della statale 251, turisti prigionieri dentro e fuori i paesi. Fortunatamente blackout non ce ne sono stati, ma abbiamo avuto, come sapete, la chiusura della strada provinciale, che ha arrecato sicuramente problemi perché c'erano anche turisti qua su e tutti chiedevano quando si poteva andare via. Pensiamo soltanto ai turisti che volevano entrare in valle per la settimana bianca e purtroppo li hanno fermati e sono tornati a casa dalla Polonia, dalla Slovenia, da altri paesi di provenienza. Loro non potevano entrare in valle, quindi gli albergatori hanno avuto il vuoto negli alberghi e quindi immaginate qual è il danno economico. Solo nella giornata tra venerdì e sabato c'erano più di 500 persone che avevano prenotato gli alberghi, le strutture. Insomma, oltre al danno economico, anche quello d'immagine, sicuramente quello più difficile da recuperare. Pensate ai bar, ai ristoranti, sono danni enormi per un'economia già fragile, per la montagna che già soffre.